Da sempre luogo di interesse turistico per l'eco delle vicende medievali, San Zenone degli Ezzelini custodisce i resti del castello di Ezzelino, il più importante in tutta la Marca trevigiana per il suo tempo. Dell'antico maniero, cintato da alte e poderose mura e per ben 2 volte raso al suolo, rimangono alcuni basamenti della torre principale e qualche muro, messi in luce dagli scavi del 1993. Indissolubilmente legato alle affascinanti vicende e memorie della potente famiglia da Romano, meglio conosciuto come Ezzelini, il castello di San Zenone è stato teatro della vendetta che portò alla strage della famiglia più potente del tempo e che solo una crociata del Papa contro Ezzelino condusse a compimento. Dopo la morte di Ezzelino III nel 1259, il fratello Alberico, signore di Treviso, vista la situazione si rifugiò nel castello di San Zenone e nella primavera successiva i trevigiani, i padovani e i vicentini assediarono la roccaforte che resistette alcuni mesi. Ma poi, più che la forza, fece il tradimento. Era il 24 agosto 1260. Con Alberico da Romano furono presi la moglie ed i figli. Sugli occhi di quel disgraziatissimo padre, gli innocenti fanciulli furono ad uno trucidati. La moglie e le figlie furono violentate e bruciate vive. Con la morte di Alberico fu data la fine all'orribile tragedia. Egli fu legato alla coda di un cavallo e barbaramente trascinato per il fondovalle. Il suo corpo martoriato, insieme a quello di un figlio, vennero arsi nella piazza del Carrubbio, oggi dei Signori, a Treviso. Il castello degli Ezzelini fu interamente distrutto dai vincitori. Oggi al suo posto vediamo il santuario della Madonna del Monte, noto come Chiesa Rossa, nome dato dal colore delle murature. A mezza costa del Colle Castellaro si trova la torre campanaria dell'antica chiesa della Pieve. La torre, che risale al XIV secolo, ha tuttavia origini più antiche e sembra quasi vegliare sull'antico cimitero di San Zenone, che accoglie sepolture illustri e anche le salme di 39 militari italiani, morti nel 1918. Nell'ospedale da campo allestito nel paese. Al cospetto della torre troviamo la cappella e la cripta, ovvero ciò che rimane dell'antica chiesa del Castellaro. La chiesa è ricordata già dal 1153, ma la sua origine è più antica e fu più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Dalla cripta si può notare la mancanza di 2 colonne che troviamo nelle bifore della cella campanaria della torre. Al loro posto 2 contrafforti in mattoni sorreggono la volta. Usata anche come luogo di sepoltura dai frati o monaci minori, la cripta ha un eccezionale valore storico-archeologico e oggi è sede dell'Accademia Sodalitas e Celinorum, associazione che riunisce studiosi e cultori di storia medievale che hanno visto nei secoli XII e XIII protagonisti nell'area veneta la casata dei da Romano. Non possiamo non citare uno degli appuntamenti più noti e seguiti del territorio, ovvero la rievocazione a cadenza biennale dell'eccidio della famiglia degli Ezzelini. Proprio in una di queste rievocazioni sarebbero accaduti dei fatti singolari, come l'interferenza di una voce stridula in una cassa audio e la comparsa di una figura intera e semitrasparente in abiti settecenteschi in una fotografia scattata casualmente da un visitatore nell'antico cimitero. Si è molto favoleggiato intorno al castello degli Ezzelini, immaginando la presenza di cunicoli lunghissimi e di tesori mai scoperti, essendo stato questo l'ultimo riferimento di Alberico da Romano. Alcune credenze raccontano che la Chiesa Rossa sia stata dipinta con il sangue di innocenti e proprio nei pressi della struttura c'è chi dice di avvertire una sensazione di paura e di inquietudine e la costante sensazione di sentirsi osservati. Flebili bisbigli, invece, sarebbero stati avvertiti all'interno della torre campanaria e nella cripta, dove alcuni dicono di vedere addirittura il volto di Ezzelino in una delle pareti interne. Possiamo parlare di pareidolia visiva per quanto riguarda il volto di Ezzelino impresso sulle pietre. Sicuramente è un'illusione dovuta dall'umidità e dalla colorazione di quest'ultime. La pareidolia non è altro che l'inganno del cervello che ci fa vedere immagini familiari in forme disordinate, complice magari anche la suggestione ed il fascino del posto. Che siano semplici suggestioni? Oppure anche questa volta il passato irrompe nel presente, trascinando con sé sensazioni, suoni, accadimenti che potrebbero riecheggiare al nostro cospetto? E mentre la luce del giorno inizia a lasciar posto a quello della luna, è giunto il momento in cui il team Ghost Hunter Padova
è pronto ad iniziare un'altra lunga notte di indagine. In questo luogo ammantato di leggende, storia, memoria e mistero. No, no. Stiamo cercando una radio, sì, dove trasmettono non in lingua di origine latina. Come ha detto Diego, troviamo una frequenza che derivante lingue non derivanti dal latino, per cui italiano, spagnolo, francese, inglese, ma possibilmente russe, cinesi. Si sporca un attimo la frequenza e dopo si fa delle domande. In teoria c'è una risposta diretta tramite la radio, perché loro usano, una delle teorie dicono che usano come energia la frequenza della radio, perché se tu metti comunque in italiano ti può dire, ti risponde in italiano, puoi cadere in tranello. And high up for 13 years with foreign policy and national security responsibilities. She knows a lot. Luogo storico per tentare di interagire con qualcuno di voi. Poi nel corso della nostra chiacchierata, tra virgolette, vedremo chi in particolare stiamo cercando. Ciao a tutti, se ci state ascoltando, potete darmi conferma che c'è qualcuno che ci può ascoltare e rispondere? C'è qualcuno? Attualmente, se ti ricordi il mio nome? Allora, al centro di questa tavola, dove siamo appoggiati noi, c'è una candela accesa, c'è una fiamma. Per darmi una conferma della tua presenza qui con noi, puoi cercare di alzare o abbassare questa fiamma, per favore, adesso? Io sono Ezzelino III da Romano, il conquistatore. Mi hanno chiamato tiranno, figlio del demonio, ma io ho vissuto la mia lunga vita con fierezza e rettitudine. Fui grande condottiero e grande stratega nelle guerre, e applicai le leggi e i poteri che erano consentiti alle persone del mio rango, e a quel tempo la legge era la spada. E avevo un grande obiettivo: unificare tutto il nord dell'Italia sotto un unico dominio, il mio. E fu così che all'età di 64 anni, ancora in forze, radunai il mio grosso esercito e partii per la conquista di Milano. Per giorni cavalcammo fieri, sicuri della vittoria, ma sul fiume Adda a Cassano incontrai il mio nemico. Fu una lotta furibonda, finché un maledetto dardo di balestra mi ferì. Caddi da cavallo e fui fatto prigioniero. Mi portarono al castello di Soncino. Per giorni rifiutai cure, cibo, perché in cuor mio sapevo che se avessi avuto salva la vita non sarebbe stato per il rispetto e l'onore che si porta a un nobile cavaliere, ma bensì per essere deriso di fronte alle genti. E così mi strappai le bende e mi lacerai le carni, finché la morte mi portò via. L'orgoglio mi impedì di salvarmi la vita.
Margherita conosci, torna lasce. Tua figlia Gisla. Tua cognata Cunizza. Il piccolo Alberico. Margherita. Alberico Tevarda. Alberico sito nel fuoco. O no? José Margherita nel fuoco. Alberico, se sei qui con noi, voglio ricordare il tuo discorso agli ultimi istanti della tua vita, quando parlavi rivolto ai tuoi figli. Ecco, ora vedo che si attua e si compie la profezia di mia madre, di buona memoria, che diceva che la gente del Marchese annientava i potenti fratelli e che il castello di San Zenone ne vedeva la fine. Ahimè, che il vigore e la saggezza di Ezzelino giacciono crudelmente e indegnamente prostrati in Lombardia. E ora anche sul mio collo incombe l'iniquità dei traditori che mi stanno intorno. E così l'altezza della casa da romano ormai cadrà e resterà distrutta per sempre. Ma voi, carissimi e diletti figli, vivete e siate gli eredi di questa nobile casa da romano. E se a qualcuno di voi accadrà di sfuggire dalle mani dei vostri nemici, procurate di esporre virilmente voi e i vostri beni a ogni pericolo e fate giusta e degna e meritata vendetta della ingiusta morte dei vostri predecessori. Certo avete ancora un grande seguito in Lombardia, ne avete nei castelli e nei confini del Pedemonte, avete anche dalle parti della Toscana i vostri consanguinei e i signori, uomini valorosi e potenti, i chiari conti di Mangona, che prontamente e volontariamente, poiché lo esige la natura del sangue, aiuteranno voi e la vostra parte. Io poi vi do la paterna benedizione e grazia e prego Dio Onnipotente perché vi dia saggezza e virtù, abbondanza di beni, lealtà e costanza di amici, trionfo e gloria sopra i vostri nemici e vi conceda una vita prospera e onorevole per la lunghezza dei giorni. Non ti incasino. Xi Jinping 人民 Sì.